credo sia più in difficoltà Giorgio De Nardi, nel senso che tra le sue file ricordo che il Partito Democratico era in prima fila tra il comitato no aeroporto. Ricordo anche che la precedente amministrazione aveva addirittura ceduto le quote dell'aeroporto, cosa che noi siamo riusciti per fortuna a fermare proprio perché il disinteresse e la visione su un tema invece secondo me strategico come quello dell'aeroporto è diametralmente opposta. Non so poi l'anima civica se la vede più come me o se la vede come il Partito Democratico, però non vorrei che ci fossero già dei conflitti su questo punto di vista. La quota di partecipazione è del tutto marginale, non serve proprio a nulla per quanto riguarda ciò che regola un aeroporto. Quello che voglio dire è che se non ci fosse stato un aeroporto non l'avrei mai costruito a Treviso. Se dipendesse da me lo trasferirei a Venezia, ma non dipende solo da me e quindi l'aeroporto c'è, ci sono tutta una serie di motivi per cui è difficile, è oneroso, è costoso e ha una serie di ripercussioni il trasferimento completo dell'aeroporto a Venezia, per cui dobbiamo farci i conti, però lo scopo, l'obiettivo dell'amministrazione comunale, in quanto tutela della salute dei cittadini, deve impegnarsi a fondo per far sì che le regole che sono state definite vengano rispettate. Ecco, questo è quello che i comitati mi hanno detto, è che l'amministrazione attuale non ha fatto assolutamente niente per monitorare i livelli di inquinamento, acustico, le opere di compensazione, eccetera, eccetera. Quindi quello che mi hanno detto, io ho parlato sia con...